Buongiorno Italia, dove abito oggi? Del magazzino Marco? Ah, no dai, la vista bella ce l'avevo anche di qua. L'unica cosa è che la porta era di là e quindi io abitavo di là, hai capito? Cioè di sinistra, casomai bevo il caffè. Benissimo Italia, siamo quasi pronti per la ripartenza. Ah sì, ho montato l'autoradio nuovo, cioè suona che è una roba mostruosa, veramente tutto un altro mondo rispetto all'altro. E sono quasi pronto, si riparte per Michele. Guarda che bello, ho messo le vitine nere anche qua, vedi, vitine nere, quella moquetta là che si spizzica sempre. Un giorno vedrò di cambiare in qualche modo sia la guarnizione, soprattutto quella di là che te l'avevo già detto che è spizzicata, vedi? Vabbè, si vedrà cosa fare. Qua i copriviti adesso gli metto un goccino di colla in modo che stiano su e dai, ci siamo. Si no per i copriviti, ma ci siamo così in generale. Buongiorno Italia! Oggi iniziamo la puntata perché devo dire una cosa importantissima. Che praticamente vedi com'è il letto basculante, no? Cioè io ieri sera, cazzo figata, no, veramente non sto scherzando. Mi sono messo, vedi dove c'è la X, la croce là, che sono le braccia che tirano di metallo, che tirano su e giù il letto, no? Sono messi i cuscini là e sono stato con la schiena dritta, tipo per leggere, per pitoccare col telefonino, no? E beh, ci sto alla grande, io poi sono anche tappo, no? Cazzo figata, cioè in un camper, cioè su Scarosso io ero tipo su cuscina di mansarda, cioè appena che mi muovevo sboom qua a testa. No, per te scherzi, è veramente bellissima sta roba, ho straapprezzato. E siccome adesso da noi sta arrivando il freddo, tipo meno 2 gradi eccetera, no? Che sono in previsioni. Sì vabbè, ok, tu mi dirai domani ce ne sono meno 40, meno 50, ok sì vabbè, ma qua in pianura padana in Veneto no, è meno 1, meno 2. E ho messo gli oscuranti termici esterni per la prima volta, quelli suoi, quelli con le clip, no? Allora vediamo se si vede qualcosa, quello là vedi? Secondo me potevano studiarli un po' meglio, vabbè, nel senso che in certi punti lascia un po' di lasco, vedi, però vabbè, insomma. Per quello stanno su tranquillamente, tengono il vento ovviamente e tutto quanto. Italia, tu vuoi vedere come si tira sul letto? Ok, allora intanto te lo faccio vedere appena stato a letto tutto spettinato, ricoglionito col pigiama e sotto maglietta della salute, tutto è molto tipico. Allora come faccio io? Semplicemente dai una tiratina alle coperte, dopo anche l'infilo un po' sotto, qua ho un piumone relativamente leggero perché tanto tengo sempre bello caldo in camper. I cuscini, guarda, no, a volte salgo su, sì, quello sì. Allora, tiro su così. I cuscini di solito li tengo qua, ok? Hai visto qua, non nel coso là. Cazzo che bella dormita, fino alle 10:30. Poi qua c'è il pulsantino magico, tac, tieni premuto qua e lui viene su. Cazzo figata. Ecco, questa è la rottura di scatole del letto basculante, cioè schiacciare un bottoncino, hai capito? Cazzo figata. Questa cintura serve perché quando il letto aspettate, lo ritiro giù. Tac, lo vedi, no? Questa parte qui, ok? La puoi tirare in fuori, si estendono le doghe, diciamo, e questa cintura che è collegata lì in alto serve a tenere il peso di questa prolunga. Dentro a questa prolunga prendi il materasso del letto, aspetta che te guardo su qua, del letto a castello dietro, no? Che ha già il lenzuolo, lo prendi e fisicamente proprio lo appoggi letteralmente lì e ci sta giusto, quindi hai 3 materassi, 3 piazze. Comunque ancora lo ritiri su e non serve neanche che gli metti, guarda, e non serve neanche che gli metti queste cose qui, vedi, che sono i picci di sicurezza qua, perché tanto c'è il motore che lo tiene su. Se ho dormito bene, si stava bene al calduccio, allora tieni conto, ho impostato il termostato a 20 gradi, poi lui sì vabbè va un pochino più su e siamo a 23 gradi. Tac. E niente, proprio, guarda, sì, lo dico da rinco appena alzato dal letto, ma la adoro, sta casa la adoro, cioè, a livello qualitativo proprio generale incredibile veramente.
Con tutto il rispetto Pascarosso, giustamente, ma è una cosa indescrivibile. Cosa dici, Scipi? Sì, adesso dobbiamo andare noi, sì, andiamo a farci un bel giro, sì, un bel giro io e te in skateboard. Oh, coibentazione, le casse, il water, la doccia, il riscaldamento, la quantità di acqua che tiene, la pompa dell'acqua, i rubinetti, gli spazi, mamma mia, gli spazi soprattutto, porca miseria. È sempre proprio una casetta, dico sempre, non ho più il camper, cioè nel senso, sai, col discorso dimensioni, poi insomma è anche pesantino quando vai piano, magari su certi fuoristrada lo senti proprio che dondola, ma dondola tanto. In strada dopo i 50 all'ora così è attaccato sui binari, proprio non sgarra di un centimetro, però a bassissime velocità veramente dudun, mamma mia, si aprono gli armadi, si aprono le robe. Adesso ho preso anche delle mega calamite per chiudere 2 armadi che mi si aprono. Sì, quelle apposta d'armadio, proprio sai, quelle classiche marroncine che attacchi. No, guarda, fantastico veramente. Mi ci è voluto un po' per abituarmi alla nuova disposizione, però sai, con il discorso dello spirito di adattamento, non tanto mio, ma caratteristica dell'essere umano, alla fine devo dire che come disposizione mi trovo infinitamente meglio con questo. Adoro i letti a castello, uno lo uso appunto come divanetto, a volte letto, e l'altro come piano di appoggio, che mi è assolutamente comodo in una maniera indecente, veramente, anche solo per gli oscuranti termici, cioè averli appoggiati lì senza dover aprire gavoni, roba del genere, piegarli, cioè proprio li pieghi in due e li appoggi là tutti quanti, una figata pazzesca. Tieni conto, per uno queste robe le usa tutti i giorni, cioè tutti i giorni mette gli oscuranti eccetera eccetera d'inverno, o magari anche in estate piena, insomma, hai capito. No, guarda, stra contento. Ed eccoci qua tornati. Col discorso dello skate elettrico, il CP si fa di quelle corse, ma è una figata, una comodità pazzesca. Dico sempre, devo farci un video, accidenti, è vero. È che volevo aspettare di attaccarci la GoPro, vabbè, devo anche aggiustare la GoPro, perché diciamo con un volo con drone ho spaccato il connettore dentro, se dove gli attacchi l'USB è andato in dentro, quindi devo, adesso che ho gli attrezzi, la stagnatrice, devo aprirlo e risaldare il contatto. Dopodiché non lo so, stavo pensando con del Bostik, adesso vediamo, dovrei avere ancora quel super sigillante che avevo preso con Michele per non mi ricordo cosa, e quindi magari la monterò con quella. Una volta montata la GoPro e faccio il video recensione, perché è una figata unica, cazzo, una figata sto skate. Sì, l'unico difetto, ok, non gira perché è un longboard, cioè non gira in confronto a uno skateboard per fare le curve strette, capito? Però ragazzi, altro che bicicletta, cioè lo prendi, lo lanci, monti su e via, cioè arrivi qua e sali i gradini, te lo appoggi là, guarda dov'è, tac, qua e via. Oh, poi velocissimo momento PC, perché dopo devo andare a fare delle cose, no? Allora, guarda, ho preso su Wish a tipo €1, trasporto incluso. Allora, guarda, queste rettine elastiche, perché comode, guarda, ne ho messa una qui, nel caso di mettere tipo bigliettini o roba del genere, guarda, figata pazzesca. Poi ne ho messe 2 qui nel lato passeggero, tipo quando c'è l'Alessia che ha 50.000 telefonini, robe varie. CP, sei un po' preoccupata? Dai, non andare in sbattimento perché non ti ho lasciato mangiare il cane bianco. Ti ho detto non si può mangiare il cane bianco. E niente, lei, no, io volevo far baruffo, no, volevo petarlo. Ma no, CP, non si fa così, dai, no, non si fa così coi cagnolini. Bisogna essere bravi anche con gli altri cagnolini, dai. Poi gli altri pizzi li avevo messi qua, no? Dove cacchio li avevo messi gli altri pizzi? Forse qua? Ah, ok, 2 qua. Visto qua le mensole ci sono già, quindi gli spazi ce li ho già. Allora vedi, uno lì in fondo, ok? E qua un altro qui, e ci siamo. Poi però ne avevo messi ancora. Avendo già tolto il cassetto, le posate c'era praticamente sopra il letto. Va bene, dai. Eccoli, sì, uno nel lettino, più che altro per coprire, vedi, quella giuntura lì metallica, però vabbè, può essere sempre utile per mettere chissà cosa, un fazzolettino o qualcosa. Qua no, niente, perché devo ancora far niente. Sì, in the chest. Permesso, cioè solo i singano, permesso. Guarda,
Che figata, con i fili interdentali e i ricambi delle lamette, cazzo figata. Ah sì, qua, guarda che bello, lucette, le lucette che si ha sensore in movimento ovunque. E eccolo qua, non so ancora cosa ci metterò, però intanto vedi, pici e picetti sempre disponibili. Beh sì, poi ne avevo ancora, ma aspettiamo un attimo di far meglio le mensole. Questi probabilmente, anzi al 100% li metterò in quell'armadio lì, che è l'armadio diciamo delle cose informatiche, però mi serve appunto che prima le mensole siano messi giù per avere le misure, perché questi mi servono per i cavetti USB, perché sì ok ho i porta, cavi USB e tutto quanto, ma per motivi di praticità mi serve sempre avere a portata di mano l'USB, quello nuovo, non mi ricordo neanche il nome, quello che è tipo simile all'attacco dell'iPhone, quello vecchio che mi serve per la GoPro o per altre cosine, e un paio di quelli normali sempre a portata di mano, tac, e ogni volta per ogni piccio ci va il suo tipo di cavo, hai capito? Così in un secondo trovi sempre il cavo. Qui ho sta roba qua che devo ancora capire cos'è da recensire, deve essere una striscia LED col power bank, sembrerebbe una figata, dicono che è qualità altissima eccetera, però vedi, adesso mi ha anche smonato un po' perché adesso non ci sono neanche video pubblicati che ho perso la voglia. Perché scusa, quando parlo delle mie cazzatine che compro eccetera, che bello, tutti contenti eccetera eccetera, quando faccio le recensioni, no, perché ho la fortuna diciamo che delle aziende mi contattano, mi dicono vuoi fare la recensione di sto pezzo, te lo mandiamo, ho detto va bene, molto volentieri. E là c'è sempre gente che ha da ridire e io veramente non capisco, cioè sembra che dia fastidio il fatto che io ho delle cose a gratis, ma cazzo, mettiti un po' nei miei panni, a parte il fatto che ti do tutto quello che stai ricevendo a gratis, perché le sponsorizzazioni di YouTube non te le sto neanche a spiegare, ti dico fatti un canale così poi ti fai due risate in merito ai soldini che entrano, cioè ti ci paghi il caffè. Dopodiché ste recensioni le metto solo esclusivamente al sabato pomeriggio quando non ci sono video, perché sabato e domenica non dovrebbero esserci video delle puntine, quindi è una cosa in più, cioè i video ci sono sempre che non fanno pubblicità né niente, e se uno vuole al sabato si guarda anche la recensione, se no non la guarda, cioè aspetta il video che esca, no? Cioè non capisco sta roba, mi demotiva, e il perché mi demotiva molti non l'hanno capito anche quando ogni tanto entra l'hater eccetera, perché io quando faccio il vlog, no, tipo adesso sto parlando con tu, quindi è un po' come se io stessi parlando in prima persona, no? Quindi ogni singola risposta per me è collegata a questo mio far video. Se uno viene, dice la sua stronzata, disprezza eccetera, io in quel momento sto facendo un video per lui me lo disprezza e ti dico vabbè non te lo faccio più, vai mona cazzo no, nel senso porca puttana, cioè, non è un lavoro, perché se fosse un lavoro chiudo anche un occhio, cioè hai delle entrate, allora ok, dice vabbè mandiamo giù, paremo giù, come si dice a noi, no? Vabbè, comunque ragazzo, le recensioni ce le avrai sempre e comunque, te le farò sempre al sabato e sei liberissimo di non vederle, insomma voglio dire, non c'entrano nulla con i video, anche perché insomma poi destino vuole, si tratta sempre di cose molto molto interessanti, dal frigo al compressore al generatore, alle lucette, ai power bank, ai pannellini solari, anche a ste cazzo di luci a LED qua da esterno, i guanti elettrici, perché molti hanno lo scooter o magari sono freddolosi, vanno a farsi le passeggiate, cioè no, non capisco, cioè invece di dire guarda che figata, ti spiega anche gli oggetti che servono nel camper, dopo gli altri per carità sono io che dico di no per non andare fuori tema, sai a quanti articoli ho detto di no? C'è gente che mi voleva offrire tipo palloni gonfiabili, dopo palle per spalare la neve, tutte quelle cose là, per carità io gli ho risposto guarda se è pieghevole allora anche sì, perché interessa ai camperisti, se non è pieghevole non ha neanche senso, non era pieghevole gliel'ho rifiutata, cioè per dire potevo prenderla, fare un regalo, che cacchio ne so io, ho detto di no, perché giustamente andiamo anche fuori tema. Ho finito di lamentarmi, fa vedere quanto, perché mi cronometro i minuti di lamentamento, ok, boh, ho messo la metà a sufficienza, a posto. Eccolo.